Buongiorno Renzo, buongiorno Pasqualino. Buongiorno a voi. Buongiorno professor Maggi, siamo venuti oggi Qua siamo nel Delta, proprio nel cuore del Delta, perché siamo a Taglio di Po. Taglio di Po, il suo grande paese. Taglio di Po, tra l'altro siamo al Bigi che ci ospita, quindi ringraziamo anche tutti i gestori che ci ospitano quando facciamo i nostri spritz. Quindi lei è di Taglio di Po? Io sono di Taglio di Po, ultimamente abito ad Ariano nel Polesine. Però non sta a chiedermi se sto bene ad Ariano, certo Non non te lo dirò non mai. glielo chiedo, però dico... Però c'è una grande nostalgia del mio paesello. Com'è che lei è a Taipo? A Taipo. Come che si dice? A Taipo? Sì, c'è Taipo, c'è scritto così anche in Cina, in qualche città cinese che si chiama Taipo. Allora, che dire? Che dire? Allora, l'uragano Trump, perché non ci allarghiamo, oggi parliamo anche di Trump. Dio buono, arriviamo a messo i dazi. L'uragano Trump ha messo i dazi, come sempre la paura è grande, capiremo fra un po' di mesi cosa succederà. Adesso la borsa sta impazzendo, ma la borsa ogni volta... La borsa è come quando vai... Io ho la passione da sentire... La borsa è molto nervosa. Sì, ma io poi ho la passione da sentire i dibattiti in tribunale. Sì. E ogni volta sono convinto che vinca quello che penso io, invece gli dà contro. E la borsa è uguale, cioè ogni volta che c'è un... Io pensavo, arrivasse Trump, il dollaro andasse alle stelle. Non è mai stato così basso da quando c'è Trump. Adesso con... sì o no? È vero. Con i dazi probabilmente succederà qualcosa che imprevedibile. L'importante è che, speriamo, aperta parentesi, non riparta l'inflazione. Altrimenti Trump, che conviene suicidarsi, perché se riparte l'inflazione è un danno enorme per le imprese Anche per loro americane e poi europee. Però detto questo, e adesso coinvolgiamo naturalmente anche Pasqualino Simeoni, responsabili o perlomeno referenti della Confagricoltura. Leandro, faccio il mio volontariato in Confagricoltura. In questo anno giubilare do il mio contributo a Confagricoltura, dai. Però potrebbe fare il democristiano, No, già parlare di anno giubilare secondo me c'ha un minimo di DNA giusto. È un altro... È perfetto anche che più ADC, arriverà. E questo è un problema però, che non ci sia più un grande problema, perché manca il partito di se mi è permesso il termine di moderazione e amalgamazione. Tra l'altro amatissimo nel mondo agricolo, perché il serbatoio di voti. Io sono preso tra due fuochi, non potrò mai parlare male della DC tra voi due. Però ritorniamo al nostro argomento. I dazi, che problema potrebbe creare a un piccolo territorio come il Delta? Guarda, o come Polesine in generale? Come diceva Renzo poco fa, i dazi sono un problema assolutamente per tutti, perché non solo per chi li chiede e li impone, ma anche per chi li subisce. Noi abbiamo bisogno di esportare, noi siamo trasformatori più che produttori, ok? Quindi da un punto di vista agricolo le nostre eccellenze vanno verso il resto del mondo. Se ci mettono delle difficoltà ad esportare, abbiamo già delle difficoltà notevoli a lavorare i prodotti. Abbiamo dei lavorati anche nel settore dell'ittica, non trascuriamo che il Delta non è solo agricoltura ma è anche ittica e trasformazione del pescato. E poi dal punto di vista politico, valoriale, ideologico, sono solo i dittatori che mettono i dazi. L'Europa, come tutti i paesi liberi, nasce su quale principio? La libertà di movimento delle persone e delle merci. Ma come si fa? Però questo lo stiamo Viene pagando. visto come un metodo veloce per punire, a volte per riportare ad altre vie, no? Però in realtà crea delle turbative. Allora, secondo me i dazi potrebbero essere anche un'occasione, nel senso che noi stiamo pagando da quando è iniziata in maniera importante la globalizzazione a perdere un sacco di forza lavoro, di imprese eccellenti, perché conveniva di più farlo fuori. Non è che potrebbe far scuola quello che ha fatto Trump anche per noi europei e in particolar modo per l'Italia, cioè non producendo nei paesi emergenti dove la roba costa pochissimo, la manodopera costa pochissimo e noi siamo obbligati per stare al passo o
paghiamo pochissimo la gente, infatti i nostri stipendi sono bassissimi, o dobbiamo rinunciare a qualche altra cosa. Non è che se noi avessimo anche noi questa politica del dazio verso, non so, India, verso Bangladesh, verso la Cina, non sarebbe cosa così sbagliata. Questo è il ragionamento ancestrale. Avete presente i cani che si devono dell'autarchia di fa così? È un caso ancestrale, cioè tu stiamo chiusi. È esattamente il contrario. Le economie crescono quando si incontrano e determinano un valore aggiunto, non quando faccio una piccola adesso una piccola rete ecco, una piccola rete di retine che però tengono. Se giochiamo ad armi pari è giusto, cioè io ho lo stesso costo che ho farlo in Italia che farlo in Cina, però se farlo in Cina o farlo in Bangladesh mi costa 100 volte di meno, automaticamente mi indebolisco la struttura. Lei sa benissimo che qualsiasi prodotto ha una compensazione in altra parte del paese, in altra parte della storia, cioè non è solo questa questione. Proprio allora noi abbiamo, i cinesi hanno il valore aggiunto basso perché pagano poco i dipendenti, ma noi portiamo dell'altro, abbiamo dei settori che stanno facendo cose enormi, ma è solo la interazione fra i posi. Bisognerebbe che ci fosse reciprocità, esatto, che loro lavorassero con i nostri standard, e questo qua, allora, soprattutto socio-economici, allora hai ragione. Ma se loro hanno i loro standard, se questo non c'è, allora cosa vuol dire? Che noi non riusciamo perlomeno sulla fascia medio-bassa della produzione. La nicchia non ha problemi, è vero. L'articolo di nicchia è un liberale. Sì. Benissimo. Lei sa che vi è una corrente di pensiero, peraltro molto forte, che dice che il mercato guarisce, se non tutto, quasi tutte le cose. Cioè la libertà di azione del mercato equilibria i disequilibri. Sì, però il dazio, lei è esattamente il contrario. Però ritorno, secondo me, che una competizione con certi paesi per noi è impossibile, e questo indebolisce una struttura economica. Ma quei paesi avranno bisogno di cose che produciamo noi e che loro non sono in grado di fare solo noi, quindi si compensa la cosa. Però non riesce a superare tutte quelle imprese che nel frattempo sono in difficoltà. Ma il dazio è un'idea, scusi, un'invenzione, neanche parlare. È una elaborazione recente di quel signore che ha perso un po' di senno, che è Donald Trump. Il dazio c'è sempre stato, va? No, è un'invenzione recente questa modalità con la quale faccio. Poi non come si dice, fanno bene a dire, o dicono i giornalisti adesso, mi taccio. Allora, l'assertore di nuove teorie economiche è un signore che si chiama Elon Musk, il quale, pensando di stravolgere tutte le indicazioni di natura economica, negli ultimi 15 giorni ci vogliono gli sci per stare ghedrio alle perdite di cose. Perché? Perché non ci si improvvisa politici o economisti solo perché si mostrano i muscoli. Il mondo è molto più complicato di quando si trova un equilibrio. Disequilibrare è spaventoso, per questo il dazio è un elemento, ci sono sempre stati, e certo ci sono anche gli omicidi al mondo, anche se la gente si comporta male, chi spaccia cocaina, se è il mio modello di vita. Il dazio è una cosa negativa. E quindi lo scopriremo solo vivendo? Lo scopriremo solo vivendo. Grazie. Ci vediamo un po'. No. Arrivederci. Grazie Pasqualino. Arrivederci. Grazie a voi.